Allora abbiamo il capitano della SD Morsan, Giulio Zanello, e il mister Salvin. Ultima di campionato, è stata una vittoria, ma forse è tempo per le riflessioni su tutto il campionato. Capitano, com'è stato il campionato quest'anno? Quale pensiero? Un campionato discreto, poteva fare meglio, ma non male, dai. Mister, quali riflessioni su questo? Qualche prospettiva migliore, abbiamo trovato le squadre buone, va bene, un buon campionato. E per quanto riguarda il gruppo, com'è stato gestire questa squadra lungo questo campionato? Ma come avevo detto nella intervista precedente, qua è un gruppo buono, è un gruppo con gente che si è impegnata sempre durante tutta l'annata e durante il campionato ci siamo accorti che ci mancava qualche cosa per poter fare un po' meglio, però va benissimo così. Al capitano Zanello chiedo una sua riflessione sulle promozioni di quest'anno. Abbiamo saputo che i cugini del Gonar sono saliti. La domanda sul gruppo a me? Allora risponda sul gruppo, dai. Sì, no, come capite, il tank Paolo Motina, il gruppo a presa Mister, per quello che riguarda la promozione di quest'anno, secondo me avevamo a Risano che è una squadra molto forte, preparata bene, con giocatori buoni ed è giusto che siano saliti di categoria. Sono molto contento che anche il Gonar sia riuscito a salire finalmente dopo un po' di anni di purgatorio. Spero che tutti i giocatori, i dirigenti di Gonar vedano questa intervista per capire che sono felice della loro promozione. Ecco, un ultimo pensiero per quanto riguarda il prossimo futuro e chiediamo al capitano impegnato con un boost al momento. Prossimo anno si riparte, anzi alla fine di quest'anno si riparte, il gruppo mi pare sia ben carico. Quali sono le prospettive così di lungo termine? Mister, le prospettive. Ma noi vorremmo infinitamente imitare Gonar, cioè vorremmo salire di categoria il prossimo anno. Abbiamo delle prospettive molto buone con dei giocatori che probabilmente ci danno la mano per ottenere queste prospettive. Ottimo, allora complimenti per un buon campionato e arrivederci al prossimo anno. Grazie.